Eccoci qua. Allora, effettivamente, come ci hanno detto Paolo Littarro e Mauro Zedda in tante occasioni, c'è il tappo lì alla sommità, quindi non si può verificare la teoria della luce che entra dal foro apicale sopra e che va a illuminare fino alla base lì del nuraghe. Quindi purtroppo non si può fare questa verifica, ma che è stata fatta in altri momenti dove il tappo non c'era. Ecco qua, faccio vedere fino a su e poi su non si vede più nulla perché il comune, non so, la sovrintendenza probabilmente ha messo il tappo, quindi non si può verificare. Vi faccio vedere anche qua l'ingresso, eccolo qua. Ecco, qui con questa luce si vede proprio la porta d'ingresso. Ecco, si vede proprio la porta d'ingresso. Allora, Isparas, ce lo ricordiamo per ieri, giusto? Sì, buongiorno a tutti. Sì, qui siamo all'Nuraghe Isparas, abbiamo visto che la Valle di Bravacera ha una caratteristica molto bella e importante, cioè il fatto che ha 33 nuraghi la cui disposizione territoriale è funzionale a uno schema di osservazione astronomica. Quindi sono i nuraghi disposti territorialmente. Il nuraghe Isparas in particolare, abbiamo visto ieri, che è un nuraghe che serve a traguardare il tramonto del sole al solstizio d'estate. Però non ha solo la funzione di disposizione, diciamo, territoriale, ma anche all'interno riproduce delle precise armonie che sono sia geometriche che astronomiche. In particolare mi riferisco al rapporto tra base e altezza, che rispecchia degli schemi che troviamo per la cultura mediterranea, quindi il rapporto 1, 2, 4 tra le altezze degli ingressi e della cupola, e poi anche e soprattutto il rapporto tra base e altezza è funzionale a far sì che il Sole, sia quando passa il meridiano al solstizio, sia perfettamente allineato con l'inclinazione che ha rispetto al giorno del cancro, una cosa che sembra molto difficile da spiegare, ma che gli antichi sulla base delle osservazioni riuscivano a conoscere, a capire perfettamente. Quindi è una perfetta macchina astronomica. Ascolta, Daniele, adesso noi purtroppo non abbiamo potuto verificare con la presenza del tappo della luce che va giù fino alla base, no? Ci spieghi questo? Questa è una querelle che va avanti da tanti anni purtroppo con l'archeologia, e cioè quando parliamo di archeastronomia parliamo di una scienza che è riconosciuta in tutto il mondo e che viene insegnata nelle principali università del mondo, ma parlo dalle Baleari alla Gran Bretagna. E invece l'archeologia locale ancora stenta a non accettare. È come se noi dicessimo che Stonehenge non ha alcuna funzione astronomica. Stonehenge, così come altri monumenti, ha una funzione, si può capire, solo con un approccio archeastronomico, e questo tipo di approccio e di analisi è stato applicato anche in Sardegna da alcuni fra i più grandi studiosi e scienziati del mondo. Parlo di Michael Hoskin della della Cambridge University, Juan Antonio Belmonte, insomma Clive Ruggles che insegna all'Università di Leicester, che è il curatore del Handbook of Archaeastronomy, che è la Bibbia mondiale dell'archeastronomia e che ha dei capitoli che riguardano Santa Cristina, la Sardegna. Ecco, gli archeologi stentano ancora ad accettare, e hanno fatto qui a Isparas una operazione che insomma perlomeno non condivisibile, cioè anziché andare ad analizzare sul piano scientifico la valenza astronomica del nuraghe, hanno deciso di tappare l'oculus in modo che non si potesse vedere il sole entrare. Però Esatto. è come se andassimo al Pantheon e tappassimo Esatto. l'Oculus. Ciò non toglie che l'Oculus del Pantheon ha una funzione e questo ne ha un'altra, anche se lo tappi continua ad Questa cosa qua è esserci. un po' incredibile, effettivamente è una... Ed
insomma c'è un tentativo di apertura, di dialogo, devo dire anche molti archeologi, soprattutto più giovani, ormai stanno dialogando, accettando questo nuovo approccio che in molti casi peraltro non è che va contro le teorie o gli studi già fatti, in alcuni casi confermano. Se pensiamo, faccio l'esempio, la datazione astronomica di Santa Cristina corrisponde perfettamente con la datazione archeologica fatta già da Azzeni, quindi in alcuni casi certamente, se si parla di nuraghi come casi o fortezze, certamente non può essere accettato, perché invece vengono inquadrate nell'ambito dell'archeoastronomia come costruzioni con una funzione astronomica e quindi sacre. Ok Daniele, abbiamo sentito l'autorevole commento di Daniele. Allora noi adesso vi faccio vedere un attimino la panoramica da un po' più distante, così vedete proprio nel complesso come si vede questo nuraghe. È bellissimo, che è il nuraghe che, vi ripeto, è quello che è stato visto ieri sera nella fase di tramonto. Eccolo qua. Questo è il nuraghe is Paras. Eccolo qua. Un elemento fondamentale nella teoria di Mario Peppino Zedda e degli archiastronomi che sostengono l'effettivo allineamento non casuale dei nuraghi. Il nuraghe Spara, adesso sto inquadrando il nurago. Questa geometria solare stupenda. Ti lascio la parola, dimmi 2 minuti. No, anche meno, no, che ne abbiamo detto prima. Poi dopo vi faccio vedere il video, Momento in insomma, cui è della stato fatto spiegazione. la più alta del Mediterraneo, del mondo forse in quel periodo, più di 11 metri. Esatto. È un nuraghe complesso, una geometria solare, il rapporto base-altezza della cupola è funzionale al passaggio meridiano del Sole, come quella di Santa Cristina lo è per la Sì, Luna al esatto. suo punto più alto. E quindi Esatto. è un monumento sul quale abbiamo visto ieri tramontare il Sole dal centro della Valle di Brabaciera. Esatto. Purtroppo non abbiamo potuto vedere il fenomeno all'interno della cupola Perché a è stata causa... tappata questa cupola con del cemento, Aspetta un che intervento Ti sceno. metto come sfondo, il nuraghe. Un intervento eccoci qua. sceno che Sì. purtroppo al quale speriamo si ponga rimedio presto, Esatto. perché Questo, si è il, può nuraghe tappare che, una questo cupola. è il nuraghe che abbiamo visto ieri sera nel tramonto, quindi è fondamentale nella teoria degli allineamenti. Sì, sul quale è stato funge da marcatore del tramonto del solstizio. Esatto, ti ringrazio. Grazie a te.